sale Flavio Olto dell'Atletica Mareno. Gli atleti ora inizieranno la salita non difficile, ma sicuramente, soprattutto quando faranno per la quarta volta, sarà piuttosto pesante. Foltran sembra una gazzella, se ne va, categoria M40. Intanto dal percorso mi danno al comando Fabio Bernardi, che d'altronde era uscito con ampio margine di vantaggio. Questo per il crossroad. Lassù Foltran precede un gruppo di 7 persone, seconda posizione Bernardi, poi Olto, via via gli altri concorrenti. Siamo nella zona più alta del percorso, qui la salita potrebbe anche tagliare le gambe, vediamo. Si scivola anche, difficoltà a mantenere l'equilibrio. Ora gli atleti completano una doppia S e si riportano verso la zona della partenza a completare il primo giro grande, 4 complessivamente, percorso durissimo di 6 km. Mentre Aldo al quinto chilometro, al secondo posto, abbiamo il numero 2349 che è Geronazzo Iva dell'Atletica San Rocco, esattamente. Tanto ecco al comando Foltran, Valdo Biadene in seconda posizione, si è portato col 121 Roberto Bettamin del Cernaglia Mobilificio Villanova. Dopo la sfuviata dei primi 500 metri Foltran non ha aumentato il suo vantaggio, che si mantiene all'ordine dei 15-20 metri davanti a Bettamin. In terza posizione intanto col 113 è Ivan Basso del Cernaglia Villanova, e poi col 44 Flavio Olto dell'Atletica Mareno. Ma siamo alla conclusione del primo giro. Allora Aldo, attenzione, al quinto chilometro passa al terzo posto la prima donna col 2411 Santa Maria Marta Santa Maria, Atletica Bruniera Friuli Intagli. La sante Madonna, qui andiamo molto bene. Signori, 3 giri alla conclusione. Foltran macina da solo davanti a Ivan Basso, poi Bettamin, quarta posizione per Pretotto, atleta di Ponzano che una ventina d'anni fa dominava in campo regionale le categorie giovanili, poi è scomparso dalla circolazione e ha ripreso. Dietro vedo anche transitare Flavio Olto in quinta posizione. Cerchiamo di cogliere qualche altro concorrente. Ricordo, le categorie sono 35, 40, 45, 50, 55, gareggiando assieme ovviamente gli atleti delle categorie più anziane 50-55 raramente vengono nominati. Attenzione, mentre vista la giornata di sole è bene ricordare tra gli sponsor anche EVN, impianti fotovoltaici di Vittorio Veneto. Questo è un piacere. Non riesco. Francesco Favaro, quindi in settima posizione assoluta.
Intanto aumenta il vantaggio, questa volta direi in maniera notevole, per Foltran. Le voci che sentite sotto sono quelle degli amici della Torre, del Radio Club La Torre, che stanno scandagliando l'etere per avere notizie dal percorso. Sì, ricordo che nella Crossroad al momento al quinto chilometro sono passati 3 atleti, almeno da notizie radio. Scusa, ne sono passati molti di più. I primi comunque Bernardi dell'atleta vittoriese, Geronazzo dell'Atletica San Rocco e poi la prima donna Marta Santamaria. Sì, esattamente, i primi 3 li abbiamo citati, adesso attendiamo anche il passaggio al settimo. E intanto, caro Claudio, stiamo per completare il secondo giro. Fra l'altro, purtroppo il cronometro è girato dall'altra parte, non vedo, mi dici 8 minuti e 30, Foltran continua a guidare, a condurre in seconda posizione Ivan Basso davanti a... Sì, lo so, grazie Presidente. Vedo che Favaro avanza con la sua corsa elegante, 100 fante, l'atleta col 461. Siamo alla conclusione del secondo giro, a metà corsa. Il passaggio di Mario Foltran. Ivan Basso, seconda posizione, poi Olto, Pretotto, Favaro. Signori, ancora 2 giri. Fra gli altri ho visto transitare anche Fabrizio Paro dell'Ideal d'Or Libertas San Biagio. Intanto al settimo chilometro, dimmi cosa succede, Claudio? 2470, adesso lo rintracciamo subito. Bernardi, come era prevedibile, sta dominando la gara, il crossroad, mentre ricordo, signori, che potrete vedere a partire da stasera sul tardi un po' tutto grazie alle telecamere della società Salcos di Occhiobello, che sono venuti qui con delle splendide telecamere e fanno vedere tutto, o quasi. E intanto Foltran se ne va, aumenta nei confronti di Basso e Olto la coppia che segue, poi in quarta posizione intanto si è portato Favaro che trascina il resto del gruppo. In seguitore, gruppo che è chiuso da Roberto Bettamina e è composto da 5 elementi. Enealdo, ricordo ancora alcuni sponsor: TPM, trasformazione di prodotti metallici, il pane di Carla che partecipa anche ai premi, il ristorante AIK Delac Hotel Giulia, quindi abbiamo Calor Gas SPA che è presente anche con uno stand, e la Banca delle Prealpi Credito Cooperativo. Mentre al settimo chilometro ancora abbiamo un solo concorrente che è passato. Sto parlando della Crossroad.
e seguiamo sul percorso via radio.